Presidente, buongiorno, benvenuto a Venezia. Grazie di cuore. A Venezia è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a fare gli onori di casa e accogliere per il simposio Cotec il re di Spagna, Felipe VI, e il Presidente del Portogallo, Antonio José Seguro, arrivati alla sede della Fondazione Giorgio Cini sull'isola di San Giorgio Maggiore per l'incontro intitolato Ripensare il lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale. Presente anche la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. Un appuntamento annuale che riunisce le fondazioni Cotec d'Italia, Spagna e Portogallo insieme a esponenti del mondo industriale, accademico e della ricerca per discutere dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, sulle competenze del futuro e sulle dinamiche occupazionali ed economiche dei paesi europei. L'intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il modo in cui apprendiamo, lavoriamo, produciamo, organizziamo la società. Il processo indotto non comporta soltanto trasformazioni nel mercato del lavoro e delle professioni, con la potenziale perdita di posti di lavoro in attività esistenti, ma pone il tema del possibile aumento delle disuguaglianze. Un appello a non soccombere al potere dei pochi che posseggono grandi ricchezze e che hanno in mano le facoltà decisionali che stanno alla base dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, quello del Presidente Mattarella, che invece ribadisce l'importanza della collaborazione tra gli Stati nel saper sviluppare competenze necessarie per governarla, esortando l'Unione Europea ad agire e passare dalle parole ai fatti. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprendere i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi. Una tendenza che va invertita con urgenza. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. C'è un appuntamento con la storia che ha a che fare con l'intelligenza artificiale e quindi è compito anche della politica riuscire a governare questa grande trasformazione che è in atto e la transizione che ovviamente anche il mondo imprenditoriale del lavoro deve vivere. Noi oggi in Italia rischiamo di essere passivi davanti a una rivoluzione che riguarda oggi importanti corporation, importanti mondi privati che gestiscono più potenza degli Stati-nazione. E quindi sicuramente c'è un importante bisogno di equilibrare, di normare, ma anche di recuperare il gap che abbiamo con l'America in Europa. Non lasciamoci sfuggire l'opportunità di rinnovare, adeguandole al futuro, le basi del connubio tra innovazione, lavoro e democrazia che ha caratterizzato il XX secolo.